Buonasera, nuova puntata dell'Analisi. Riunire tutte le sigle indipendentiste della Sardegna sotto una sola bandiera. Operazione difficile e complessa, adesso non ricordo neanche quanti siano le sigle indipendentiste, forse 6 o qualcosa del genere, però ci si sta provando e ci si sta provando in Gallura, esattamente a Olbia. Per parlare di questo è con noi la portavoce del laboratorio Gallura, Lidia Fancello, che saluto. Buonasera. Buonasera. Dicevamo, mettere insieme tutte le forze indipendentiste, compreso il Partito Sardo d'Azione, no? Che è poi la grande madre a livello politico, insomma, di queste battaglie. Sì. Quando si è costituito il laboratorio Gallura e come sta operando? Il laboratorio Gallura si è costituito da poco, è abbastanza giovane, diciamo che è un mese che opera in questo senso. Perché è nato come tu hai accennato all'inizio, perché ha questo intento di riunire sotto un'unica sigla, ma questo è veramente un sogno, noi siamo anche più concreti, ci basta anche una coalizione eventualmente di simboli, tutti i partiti indipendentisti e anche i movimenti, perché ci sono anche dei movimenti che operano così ai margini dell'indipendentismo e che non hanno, insomma, la visibilità di cui godono i partiti strutturati veri e propri. Quindi suppongo che l'obiettivo sia quello delle regionali, quello più Allora, immediato. l'obiettivo più immediato è quello delle regionali, ma noi abbiamo in mente anche le europee, per esempio. Ma non è solo, diciamo, un discorso puramente elettoralistico il nostro, fatto proprio per raccogliere i numeri. È anche una voglia di stare insieme che sta nascendo alla base del mondo indipendentista e che noi come Laboratorio Gallura abbiamo in qualche modo catturato e stiamo dando voce a questo fermento, perché stanno nascendo proprio come funghi. Ultimamente anche dei blog, per chi è un internauta lo può scoprire facilmente, tantissimi movimenti che raccolgono la voce di tutti gli indipendentisti della base e l'esigenza è sempre quella. L'idea cresce anche sulla rete. L'unità, sì. Mi chiedevo, siccome è abbastanza sorprendente che nasca in Gallura questo laboratorio, la Gallura è il territorio che sulla carta, diciamo, è quello più distante ideologicamente, no? dall'ideologia indipendentista. Com'è possibile che sia successo qua? Sì e no, è successo qua e c'è invece un motivo profondo, perché la Gallura ha un'immigrazione interna dalla Sardegna, per cui ci sono tante anime. Olbia nel suo piccolo è una città, insomma, abbastanza ricca di cultura. Ricca, esatto. E poi io mi rifaccio veramente a quello che mi disse qualche anno fa un grande del sardismo, che è Gianfranco Pintore, era Gianfranco Pintore, e mi disse: guarda, tu devi capire che Olbia è un'officina per la Sardegna, tutto ciò che nasce ad Olbia è interessante per tutti gli altri, perché è oltre, è avanti rispetto ad altre realtà. Posso chiedere che cosa è emerso finora dai vostri incontri con i vari rappresentanti degli sono emerse delle cose bellissime, delle cose interessanti. Intanto il nostro gruppo nasce proprio con la filosofia dell'ascolto. L'ascolto e anche il rispetto di tutte le posizioni. Noi, una condizione per far parte di questo gruppo è la capacità di essere equidistanti da tutte le posizioni, anche dal proprio partito, perché fra di noi ci sono attivisti del PISDAZ, IRS, simpatizzanti di Meris, Progress, Sardegna Libera, eccetera. E nascono delle cose bellissime quando si impara a predisporsi all'ascolto, al rispetto delle altre posizioni e si mettono a confronto le proposte, i suggerimenti. E anche molto bello è stato nelle riunioni precedenti analizzare anche gli errori del passato. A proposito, pensate che un eventuale blocco indipendentista
che poi va a competere insomma, per le elezioni, debba allearsi con le coalizioni tradizionali oppure debba correre da solo? Perché questa è un'altra domanda che si pone praticamente sempre. Per ora lo riteniamo abbastanza prematuro prendere una posizione di questo genere. Ideologicamente, ecco, destra e sinistra sono uguali? Ideologicamente destra e sinistra non sono uguali. Noi, la nostra speranza è che i movimenti indipendentisti in unico blocco, come dici tu, non abbiano la necessità di andare a chiedere, come dire, aiuto ai partiti che hanno le segreterie a Roma, senza per questo disconoscere comunque il lavoro, il valore del lavoro di questi partiti che sono attivi anche in Sardegna, insomma, e che hanno, come dire, dei connotati a volte, sono un po' sardizzati, hanno anche loro dei connotati indipendentististi. Noi ancora a questa valutazione non ci siamo arrivati. Senta, cosa pensa invece delle politiche di alleanza che sono state portate avanti finora dal Partito Sardo d'Azione, che ad esempio in Regione è uscito dalla Giunta ma sta ancora nella maggioranza di centrodestra, in provincia Gallura e a Olbia Comune è alleato col centrodestra? È una politica che ha portato dei frutti secondo lei? Sì. La politica delle alleanze fatta dal Partito Sardo d'Azione è stata una politica fatta su alleanze programmatiche, cioè laddove c'è una coalizione di partiti che ti permette di portare avanti i tuoi programmi e di combatterti le tue battaglie, allora il PISDAZ accetta di farne parte e viceversa. Guardare i connotati politici che distinguono questa o quella coalizione a volte ci ha insegnato nel tempo che non ci sono state delle scelte vincenti, anzi spesso e volentieri il PISDAZ è stato, come dire, cannibalizzato da queste grandi coalizioni di sinistra. Si guardano soprattutto le alleanze programmatiche. Ho capito. Ci sono secondo lei degli aspetti della comunicazione indipendentista che costituiscono in qualche modo un ostacolo all'affermazione delle loro idee su una platea vasta, diciamo? Sì. Come laboratorio Gallura noi abbiamo discusso molto di questo. Troviamo che l'atteggiamento che noi chiamiamo così simpaticamente folcloristico di una certa parte dell'indipendentismo abbia portato a volte a un danno all'immagine, perché l'indipendenza va spiegata e l'indipendenza non sono io che con una bandiera vado a prendere possesso dell'isola di Mortorio una domenica mattina, mi gira e punto la banderuola. E purtroppo spesso i mass media si sono soffermati su questo aspetto esteriore molto spettacolare, molto simpatico, molto un po' come giullaresco della situazione. Quindi lei dice che bisogna uscire dall'aspetto folcloristico? Noi siamo già oltre, noi siamo già usciti da questo aspetto qui, non ci interessa. Senta, l'espressione Kentu Goncas, Kentu Berritas racchiude un pochino la storia degli ultimi anni dell'indipendentismo in Sardegna. Non c'è un leader, ce ne sono tanti, forse troppi, e sembra difficile trovare un contenitore che, insomma, nel quale possano convivere tutti, a meno che? Allora, il leaderismo è sì una caratteristica negativa che ha spesso connotato il mondo indipendentista. Kentu Goncas, Kentu Berritas, noi non ce la diciamo spesso fra di noi, perché comunque è una connotazione che ci hanno appioppato in epoca spagnola. Noi la rifiutiamo perché non è vera, perché noi siamo già la dimostrazione pratica che gli indipendentisti stanno a stare insieme, che provenire da più sigle diverse non è una povertà ma è una ricchezza, che noi già operiamo nel territorio e appunto dimostriamo che si può convivere anche facendo parte di diverse sigle.
uno sforzo importante il vostro, ma volevo chiedere questo, ci sono battaglie importanti che i movimenti indipendentisti hanno condotto in questi anni, penso a quella sull'ambiente ad esempio, si è lavorato molto sull'inquinamento delle grandi fabbriche, sono temi delicatissimi, però sembra che la gente posta sempre di fronte al solito dilemma posto di lavoro, salute, continui a scegliere il primo, il posto di lavoro, anche a costo di sacrificare la propria terra qualche volta. Pensiamo al poligono di Quirra, alla base USA in La Maddalena, Sulcis, Portovesme, SRL, eccetera. E forse è ancora difficile riuscire in qualche modo a convincere la Sardegna che forse alcuni valori sono prioritari e senza di quelli poi probabilmente anche il posto di lavoro andrà a sfumare, no? Non mi pare che ci sia riuscito ancora nessuno. Beh, sì, è difficile perché è difficile fare informazione intorno a questi argomenti, perché sono argomenti molto delicati su cui si stende spesso un velo di riserbo, pensiamo alle servitù militari, e pensiamo anche a quell'economia di sussistenza che purtroppo è andata a crearsi in questi territori qui, per i quali è molto difficile rinunciare. Insomma, è un po' come l'Ilva di Taranto, che dà lavoro a migliaia di persone e allo stesso tempo porta anche morte e distruzione. È difficile perché oggettivamente è difficile parlare di questi problemi qua, e non è difficile solo per il mondo indipendentista. Io credo che sia proprio un'ardua impresa andare a dire a queste persone che non hanno alternativa. Soprattutto in momenti come questi, dove la crisi insomma, si fa sentire piuttosto violentemente. Senta, prossimi incontri in programma, chi avete ascoltato e chi ascolterete? E poi un'altra cosa, sono incontri a libera partecipazione o sono incontri a libera partecipazione, dove Laboratorio Gallura si pone come interlocutore della segreteria del partito di turno. Sono incontri bilaterali. Abbiamo già incontrato Bustiano Cumpostu, lui ha inaugurato questo ciclo di consultazioni. Domani, venerdì, incontreremo dottor Colli, Giovanni Colli, che è il segretario nazionale del Partito Sardo d'Azione, e via via andremo avanti con i nostri ospiti. L'ordine del giorno di questi incontri ovviamente è l'ipotesi di riunificazione o quantomeno di coalizione delle diverse sigle, sia in vista delle elezioni regionali, ma anche in vista di amministrative e di azioni congiunte sul territorio. Bene, seguiremo con interesse quello che sarà l'esito di questi incontri, anche per capire un po' se questa vostra grande impresa in qualche modo andrà a buon fine. Sappiamo sicuramente che non è facile visti i precedenti, però il fatto che ci si provi insomma è già interessante. Grazie Lidia Fancello per aver partecipato e noi ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Analisi. Buona serata. Buona serata.